strapizzami di coccole. Salita Ritiro della Purità, uno dei vicoli caratteristici di Napoli, a pochi passi da Via Foria. Qui ho appuntamento con Amedeo. Via Foria è una delle arterie storiche più importanti di Napoli. Lunga circa 1 chilometro, si estende dal Museo Archeologico Nazionale fino a Piazza Carlo III, attraversando una zona ricca di storia, cultura e architettura. Lungo tutta la strada si trovano numerosi edifici storici, con facciate imponenti e decorazioni che raccontano la Napoli aristocratica del passato. Sono Amedeo Palumbo e dal 2020 racconto ai miei 100.000 follower gli usi, i costumi e la tradizione di Napoli e in particolare la sua cucina. Buongiorno Amedeo! Ciao Enrico! Come stai? Una bellezza, tu come stai? Tutto bene, Amedeo, qua veramente si respirano tutti i profumi e gli odori di Napoli. Ma a proposito di odori, si è fatto orario, dove mi porti a mangiare? Henry, oggi ti faccio arracreare, ti porto da Teresa Iorio. Sono Teresa Iorio della pizzeria Via Foria. Da me trovi amore e passione. Perché? Perché la pizza mia è femmina. Maccata! Teresa Iorio, un pizzaiolo donna? Oh, una donna pizzaiolo, questo lo vedremo. Ma cosa mi fai mangiare? La tradizionale pizza fritta napoletana che l'ha fatta in due fugoni. Donna mia, sente già, sente già! Fidati, vieni appresso a me. Cominciamo a bu, ma che pizza è? Perché hai mangiato la pizza da me? Perché è buona! La pizza fritta napoletana è uno dei simboli più autentici e popolari della tradizione gastronomica di Napoli. Nata come una variante povera della pizza classica al forno, è diventata un'icona culinaria amata in tutto il mondo per il suo sapore unico e la sua storia legata alla cultura popolare partenopea. La pizza fritta si distingue per il suo impasto morbido e leggero e ogni morso è un'esplosione di sapore. Teresa, buongiorno! Buongiorno, ma che piacere, come stai? Una bellezza, come stai? Bene, bene. Guarda cacchi ti ho portato. Piacere, Teresa. Piacere mio, Ma Teresa. che piacere. Il maestro Enrico Porzio. Che bello. Enrico, qua ti faccio mangiare la migliore pizza fritta che tu potevi mangiare in tutta la vita tu. Amedeo, la tua pizzeria preferita. Teresa è una tua amica. Potevi mai dire il contrario? Fa una cosa, prendi un bel tavolo che mi faccio 2 chiacchiere con Teresa. Va bene, vi lascio parlare allora. Allora, Teresa, innanzitutto, pizzaiolo donna o donna pizzaiolo? No, pizzaiola, donna con la U. Cara pizzaiuola con la U, da quanto tempo fai questo lavoro? Allora, da pochi giorni. Mamma, Dimmelo. la prima pizza Sì. ha già mancata 11 anni. Praticamente ti hanno partorito troppa di banca da pizza. Senti, ma sempre in questa sede? No, è ricasta una Via Foria da 1 anno. L'altra sede la tenga 20 anni. Senti, bella storia. Bellissimo. Comunque, non mi basta. Immagina Andricano poco. Dimmi, Portami nella tua postazione di lavoro. sei curioso? Eh sì. E vieni appresso a me. Ma che pizza è? Teresa, una grande pizza fritta a quanto sembra con un impasto classico. Un doppio zero, Enrico. Idratazione, Il 60%. lievitazione, 24 ore. cottura. Lenta, docile e mai aggressiva, Enrico. Sembra quasi una sfida. E allora, oltre al tuo cavallo di battaglia, il famoso battilocchio, una pizza dedicata a Diego Armando Maradona. Bellissimo. Me la fai? Certo che la faccio, Enrico. E allora io raggiungo Amedeo e tu
nostra pizza di coccole. La pizza di Maradona. Ce l'ho. Amedeo, eccomi qua! Eccoci qua. Allora, devo dire la verità, locale simpatico, carino, anzi come dicesse mamma, piccirillo, ma chi ne pensi? Secondo me Teresa non è neanche tanto superstiziosa. Ma da cosa l'hai dedotto? Un locale chi ne conosce? La più amata dai napoletani è la classica completa, con un ripieno di ricotta, provola o fior di latte, ciccioli di maiale, pomodoro e pepe. Si chiude come un calzone e si frigge fino a ottenere un colore dorato e una consistenza fragrante. Senti, ma da quanto tempo vieni in questa pizzeria? Allora, da quando ho aperto, prima quando stava già nei pressi di Piazza Bursa, che sta ancora. Sei un cliente proprio fidelizzato, e ti sei sempre mangiato su battilocchio? Ma no, io sto a dieta, lo sai, cerco anche di mangiare qualche pizza a forno, però comunque in inverno una pizza con su fritta non me la faccio scappare. Io sto cantando. Ehi, ma Teresa è la sorella di una delle cantanti più famose a Napoli, Valentina Stella. A te non so niente. Ma sono solo due sorelle allora? Lei era uguale a due sorelle, io sono 20 di loro, sono 20 figlie, 11 sorelle e 9 fratelli. Caspita. Ehi. Tutto pizzaiolo? I maschi. I maschi. Di femmina solo lei, la pizzaiola. E fosse solo questa, 86 nipoti e 78 pronipoti. Cioè, praticamente chi sticcava veramente la televisione a casa è nata nei mana proprio. Andiamo solene, non aspetta di mano, indifferentemente, se tu maciri in un driga niente. Ah! Bellissimo. All'anno rubati l'occhio. Questo è piccolo. Signore, allora chi sto battilocchio mio, con un po' di ricotta, cicola, pepe, basilico e a pomarone. Buon appetito. Grazie. Amedeo, senza fare gli egoisti, giusto a metà, eh? Però c'è una cosa, di solito i battilocchi a Napoli sono un po' più piccoli. Ma Teresa fa tutte cose in grande. Me ne sono accorto. E pensa che c'è sta chi lo chiama battilocchio e chi lo chiama pesciatillo, dipende dalla zona, In questa zona lo chiamano battilocchio. Battilocchio. Senti, io per assaggiare prima l'impasto vado sul puzzutello Ma tu sei intendi e dove? poi dopo inizio a provare tutti insieme. Ma che stai facendo? Che? Che si mangia che in mano? Che in mano le mangiamo? Ma a tuo cospetto, capì? Uno si inibisce. Impasto, croccante fuori e morbido dentro. Mollica ben cotta. Guarda, vedi? Senti il profumo? Frittura perfetta, pizza non unta. Bella asciutta asciutta. E lì, che stai facendo? La pizza la mangi che mangi. Hai ragione, però io la devo prima tagliare e poi assaggiamo quella col condimento. Ok? Mozzarella sciolta bene. Quindi vedi che tutti gli ingredienti si sono assemblati e cotti veramente bene. Adesso si va così e assaggiamo. Il 3C. C'è una sa. Giusto per accompagnare.
bagnare. Avete, lei la chiama il battilocchio. Alla fine è una pizza fritta completa, perché ci stanno tutti gli ingredienti, no? Quasi completa, quasi completa. E poi ci manca. Ci sta che ci mette un salame dentro, no? No, avete la pizza fritta completa napoletana e con i cicoli. Sì, ma senza ricotta però. No, no, che non ci troviamo. A me che non ci troviamo. La pizza fritta completa e con ricotta, mozzarella, pomodoro, cico e pepe. Perciò si chiama completa. Ma è senza ricotta. Comunque, la ricotta o senza ricotta, È questa è una grande pizza fritta o battilocchio. Pizza battilocchio. Pizza battilocchio. Guarda, è esagerato con chi tu batti l'occhio. Ma erano riello, era una mangiata. A me comunque questo famoso battilocchio veramente buono, anzi buono buono, ma non mi sorprende perché il suo pezzo forte era normale. Io voglio vedere mo come si mette con Maradona. Maradona. Eh. Che c'entra un Maradona? Per metterla in difficoltà, le ho chiesto una pizza dedicata a Diego Armando Maradona. Secondo te? La farà bene e ti sorprenderà. Poverino, Nato a Villa Fiorito, un sobborgo povero di Buenos Aires, Maradona iniziò a giocare a calcio giovanissimo, dimostrando un talento fuori dal comune. Dopo le esperienze con l'Argentinos Juniors e il Boca Juniors, si trasferì in Europa per giocare nel Barcellona. Diego Armando Maradona è stato uno dei più grandi calciatori della storia, una leggenda vivente, non solo per il suo talento eccezionale, ma anche per il suo profondo legame che lo unisce alla città di Napoli. Il suo nome è sinonimo di passione, magia e redenzione. Infatti i napoletani lo considerano il Dios. E tanti sono i murales dedicati a lui che colorano la città. Ecco la pizza dedicata a Maradona. Tiè. Enrico, dopo la sua dedica, caccio la nostra. Oh mamma mamma mamma, oh mamma mamma mamma, sai perché mi batte il corazon? Ho visto la pizza fritta, ehi mamma, innamorato son. Terry, il pallone di Maradona. O pallone Maradona, sì, ma sto segreto a ridere. Sarebbe Allora, a Maradona le piaceva lo spaghetto agli olio. un spaghetto di una pizza. Non spaghetti, ha rivisitato spaghetti. E sarebbe Ha messo aglio e peperoncino. Linda pizza. Finta pizza. Poi ci ha messo acciugo, olive nere e un po' di prezzemoli. Linda pizza. Finta pizza. E ci ha messo ancora una cosa. E che cosa? Un po' di pane rattato, saltato come le piaceva a essa. Linda pizza. Finta pizza. A me non ci resta che assaggiare. Pronto? Grazie Terry. Sempre al 50%, eh? Sempre. A me può se si posata. Può se si posata. Posate. Pigli che in mano tu e pigli che in mano me. Oh, Sempre solo l'impasto, che dovrebbe essere lo stesso. ti Però seguo. non mi fido e vado ad assaggiare. Ma che dura. Vedi, una delle rivisitazioni e poi c'ha misa ricotta. Il profumo prevalente, le acciughe e le olive nere. Guarda, è qualcosa di incredibile. Enrico, Mm. se la dovessi descrivere, Eh. che sei più o primo o il secondo scudetto di Napoli? Pure di Maradona non giustivo. Chist, io terzo scudetto! Ma poi da che mondo è mondo, qualsiasi tipo di pizza si fa con basilico. Tenete da fatta. Ci ha messo il prezzemolo. Non so se è stato fortunato o coraggioso. Comunque pure qua ci ha avuto ragione. Bel sapore. Guarda, è rubato con chi tu parlo di Maradona. Modestamente, cammini 1-0 per Teresa Ioria. A me detto, ma comunque, secondo te e sinceramente, Teresa si merita il grembiule di strapizza di coccole? Enrico, secondo te,
Pizza fritta tradizionale, detta era nel suo forte, e vabbè. L'hai voluto mettere in difficoltà con una pizza dedicata a Maradona e ti ha sorpreso, secondo te, dici tu. E allora io innanzitutto ti voglio ringraziare perché mi hai fatto capire, insieme a Teresa, che veramente la pizza è femmina. E poi ho due notizie per te, una bella e una brutta. Curioso. Da quale vuoi iniziare? È bella. Raggiungo Teresa per consegnarle il grembiule di sta pizza di cocco. È a brutto. Proprio punto. Ma fatta. Teresa, complimenti. Grazie, Enrico, È una grazie. pizzeria in cui si mangia come a casa propria. Piccola, ma dai grandi sapori. E poi le tue pizze. Iniziamo dal battilocchio. Dal battilocchio. Dal battilocchio! Una pizza così non l'era mai vista. Un mix di ingredienti veramente equilibrati. E poi tu li metti in difficoltà con la pizza di Maradona. E tu che hai fatto? Il pallone di Maradona. Hai pensato al primo piatto preferito di Diego e l'hai messo all'interno di una pizza. Teresa, hai spaccato, proprio come Maradona spaccava le partite. E allora ti consegno il grembiule di strapizzami di coccole. Aspetta, un minuto, Henry. Pure tengono un pensiero per te. Occhio malocchio, prezzemolo e finocchio, chi sto tu, Henry? Te lo sei meritato. Grazie, non l'avevo proprio capito che eri superstiziosa, Per niente. E allora io, insieme a Corno e insieme a Teresa, vi saluto a modo mio. Replicate, ma non imitate, perché pure a dire che la pizza è femmina, sa da saper fa'.